Buonasera, ben trovate a Focus TG. Il coronavirus ha un curioso impatto a Padova perché non si trova più una mascherina nelle farmacie della città. Per quale motivo? Perché i cinesi che abitano in città comprano mascherine per mandarle in patria proprio per poter aiutare i parenti che non riescono più a trovare mascherine sul posto. Così uno avesse bisogno di una mascherina a Padova non la trova. Prima da tutti. Va bene, ok. Grazie Sammy, scusi. Mascherine antivirus, tutto esaurito nelle farmacie di Padova. Per i rifornimenti bisogna attendere marzo. In città la comunità cinese è tra le più popolose, lo si è visto anche nelle celebrazioni del Capodanno con numerosi eventi in programma in questi giorni. I cinesi residenti a Padova però sono preoccupati per quanto sta accadendo nel loro paese con il coronavirus che continua a mietere vittime. I morti sono saliti ad 81 nelle scorse ore e così è scattata la corsa alle mascherine. Al momento si fa fatica a trovarle, specialmente quelle che limitano l'assorbimento delle polveri e qualcosa, ma è molto difficile. Abbiamo sentito anche varie ditte proprio in questi giorni e non ne hanno neanche loro e neanche i grossisti che forniscono le farmacie. Chi le acquista? Specialmente popolazione cinese che poi le spedisce a casa. Accade anche mentre noi siamo all'interno della farmacia. Una cliente cinese chiede le mascherine ma sono esaurite. Qui in via Facciolati mercoledì arriveranno ancora qualche pezzo ma sono gli ultimi. Nelle farmacie sono rimaste solo le semplici mascherine a 3 veli, per intenderci quelle che usano i medici in sala operatoria, ma quelle i clienti cinesi non le vogliono. In linea di massima preferiscono quelle più spesse, poi vanno via anche quelle che sono a 3 veli che possono aiutare però non hanno non sono importanti come quelle più grosse. Chiedono solamente quelle più spesse con la classica forma conchiglia, ma oramai sono introvabili anche all'Arcella in centro storico. In una farmacia a pochi passi del comune sabato una cliente cinese voleva fare una donazione di 500 mascherine da spedire in patria, ma erano già terminate. Vista la mole di richieste e le forniture che scarseggiano nei magazzini, Federfarma Padova ha cercato di mettere in rete tutte le farmacie della città. Noi abbiamo attivato come federazione una mail per presso tutte le farmacie, tipo la ricerca del farmaco urgente, per poter vedere le farmacie che hanno disponibilità ancora di queste mascherine. Insomma, avete visto, da un lato c'è la paura, a volte va a toccare anche la psicosi e poi va a toccare altri nervi scoperti, come quello del razzismo, e su questo il sindaco di Venezia, Brugnaro, è stato durissimo. Quando uno usa comunque la violenza o l'offesa è sempre comunque da parte del torto. In questo caso peggio perché sono dei ragazzini. È un Brugnaro a tutto campo, quello che continua a stigmatizzare la nuova aggressione delle scorse ore avvenuta a Venezia nei pressi della Giudecca, quando una baby gang di adolescenti ha seguito, insultato e sputato contro una coppia di turisti cinesi. Partendo anche da episodi come questo, noi non dobbiamo intanto sottovalutare nulla, perché se è vero che questi, sembrano i due signori cinesi, dicono che sono bambini da 6 anni, ripeto, faccio fatica a pensare a 6 anni, ma fossero 8-9 immagino. A ti sembra normale che questi vanno a sputare della gente? Che cosa hai sentito a casa? Che cosa hai percepito nel tuo contesto? È questo che mi interessa, nelle scuole, oltre a pretendere di cosa stiamo occupandoci. A denunciare l'accaduto gli stessi turisti cinesi che hanno segnalato il fatto al proprietario dell'albergo dove avevano preso alloggio, raccontando anche che l'aggressione, forse a sfondo razzista per via dell'epidemia da coronavirus, sia stata documentata e filmata con il telefonino proprio da una ragazzina appartenente alla stessa baby gang. Perché il tema è anche cosa ascoltano a casa dei genitori. Nel sottile tessuto del caso, tanta violenza dopo il post contro i cinesi di un consigliere di maggioranza di Casier di Fratelli d'Italia che li aveva descritti come onti cinesi. Siamo preoccupati perché questa idea di villania e di degrado in generale, questo non è questione delle persone orientali solo, ma in generale di chi si comporta male con gli altri. Insomma, Brugnaro è dovuto intervenire più volte con parole molto sensate per dare un senso a questa negatività di continua aggressione nei confronti di cittadini cinesi o di persone, magari cittadine italiane, che hanno origine cinese. Questo fa parte di un razzismo, questo fa parte di ignoranza, questo fa parte di un germe che in passato ha portato a disastri, perché oggi, lo ricordiamo, è il giorno della memoria e il luogo
deputato per ricordare la memoria meglio di tutti in Italia probabilmente è il ghetto di Venezia. La giornata della memoria nasce per celebrare la liberazione di Auschwitz, sono 75 anni nel ghetto più vecchio che ha 504 anni, che è quello di Venezia. Non dobbiamo dimenticare, dobbiamo batterci contro il negazionismo che corre in rete e che raggiunge molti giovani. Combattere il negazionismo e far crescere le nuove generazioni ricordando ciò che è accaduto è fondamentale per il governatore Zaia, che ha preso parte alla cerimonia nel ghetto ebraico a Venezia in occasione del Giorno della Memoria. Un negazionismo simbolo di ignoranza, ribadisce il rabbino. Penso che se ogni volta che stiamo in una riunione che parla della Shoah ricordiamo il negazionismo, le diamo un palco che loro non merescono. Okay? È come dire, c'è una persona nel mondo che dice che Parigi non esiste e facciamo di questo una cosa pubblica. Non fa senso, dire che una cosa non esiste è una stupidità. Se diamo un palco pubblico alle persone che sono ignoranti, non facciamo una cosa anche intelligente da nostra parte. Il negazionismo non mi preoccupa la ignoranza. Dopo l'alzabandiera mazzasta degli Alpini, Zaia si è recato con le autorità religiose e i rappresentanti della comunità ebraica veneziana al monumento ai deportati in campo per rendere omaggio alle vittime della Shoah, dove il rabbino ha recitato il salmo e la preghiera. Presenti anche il presidente del Consiglio regionale Ciambetti e vari consiglieri. Proprio nei giorni scorsi hanno votato un progetto di legge con lo scopo di prevenire e contrastare fenomeni di antisemitismo. È una legge che impegna l'istituzione ed è l'istituzione perché nel giorno della memoria gli ebrei sono d'aiuto, ma è l'istituzione che ha un compito di formare le coscienze, di essere vicina alle generazioni future e quindi il fatto di impegnare la memoria è un compito della Regione che la Regione sta assumendo in modo significativo. La missione è vedere i bambini ebrei giocando qui nel campo del ghetto come era tanti anni fa. Quindi questa è l'idea, far crescere di nuovo questa comunità e questo si fa attraverso un gran lavoro di studio, di insegnamento, di cultura pratica dell'ebraismo, che l'ebraismo è una cosa che si fa, non solamente si studia. E questo è un po' della mia visione e spero con l'aiuto del cielo e delle persone di farlo. Dopo la pausa parleremo anche della caccia al maniaco di Prato della Valle. Si sta parlando a Venezia del suicidio del pensionato che alloggiava in un appartamento dell'Ater con i sindacati che puntano il dito contro chi, dicono, ha strumentalizzato gli anziani. Una morte che si poteva evitare, così la numero 1 del sindacato Unione Inquilini Veneziani in merito al suicidio del pensionato di Venezia, andato in profonda crisi dopo lo sfratto dall'alloggio Ater. Io sono molto addolorata per questa vicenda. Dura la sua accusa, una morte per la quale, dice, ora si dovrebbero interrogare coloro che hanno cavalcato la battaglia delle varie manifestazioni prima che venisse alzato a 35.000 euro il tetto di 20.000 di ISEE, oltre al quale si sarebbe persa la casa, gli stessi dai quali è venuta a mancare l'informazione, prosegue. Episodi e poi che alla fine si verificano anche purtroppo perché fomentati da chi vuole cavalcare le proteste, naturalmente sempre in vista delle elezioni, sia comunali che regionali. Proprio in questi giorni stanno arrivando le nuove lettere di rassicurazione agli interessati. Nessuno verrà sfrattato se dentro i nuovi parametri. Conforto questo necessario e d'obbligo dopo la tragedia dei giorni scorsi. Fondamentale dirlo. Certo, io c'ho la fila in sindacato di persone che mi chiedono ma come mai ancora non è arrivata la lettera dell'Ater che mi dice che posso stare tranquillo? Come mai non è ancora arrivata? Ma perché le modifiche sono state fatte veramente da poco, sono attuative anche se l'assessore Lanzarini aveva fatto un comunicato stampa già a novembre per tranquillizzare tutti proprio su richiesta di tutte le parti. Cronaca, si sta cercando di bloccare il prima possibile la persona che definiamo, diciamo così, maniaco di Prato della Valle, che ha già 6 denunce a suo carico da parte di altrettante donne molestate nella importante piazza cittadina.
Salgono a 6 le denunce per molestie sessuali. 6 giovanissime donne, hanno un'età compresa tra i 16 e i 25 anni, hanno raccontato ai poliziotti di essere state palpeggiate con violenza in Prato della Valle da un uomo con la carnagione scura. Le violenze sono avvenute tutte giovedì pomeriggio in un arco temporale di appena 20 minuti tra le 17:40 e le 18. È scattata così la caccia all'uomo. Le vittime hanno fornito un identikit dettagliato. Il molestatore avrebbe circa 30 anni e le ha avvicinate con la scusa di chiedere l'elemosina. Poi le ha palpeggiate con violenza, tanto che una delle giovanissime vittime ha riportato degli ematomi al seno e al costato. La questura lancia un appello: massima attenzione ai questuanti della zona. Le indicazioni che possiamo dare sono solo quelle di stare attenti, cioè continuare a vivere la vita che facciamo, non astenersi dal correre sul prato, non perché adesso lo sorveglieremo un po' di più, ma perché bisogna semplicemente stare attenti per la metodologia un po' che abbiamo riscontrato con questo soggetto. Ecco, voglio dire, il modo di avvicinarsi con la scusa di chiedere l'elemosina, non ghettizziamo nessuno, non ghettizziamo i poveri, però magari un po' più d'attenzione e una immediata segnalazione alle forze dell'ordine. La prima vittima è stata una sedicenne avvicinata in prato mentre ascoltava musica, poi una ventenne che faceva jogging e una ragazza che stava seduta su una panchina dell'isola Memmi assieme al fidanzato. La sedicenne ha chiamato il 113 e quando le altre vittime hanno visto arrivare le volanti si sono avvicinate per denunciare a loro volta l'aggressione sessuale subita. 3 delle 6 vittime si sono fatte medicare in pronto soccorso. La polizia nel frattempo ha intensificato i controlli e le ricerche dell'uomo intorno a Prato della Valle. Non enfatizziamo e non sottovalutiamo come sempre. Credo comunque che siano degli episodi tutto sommato abbastanza circoscritti, non c'è una casistica numerosissima nella città di Padova. Questo, diciamo, ci ha un po' colpito e sotto questo punto di vista stiamo facendo le opportune indagini, perché c'è stata una serie ripetuta a breve distanza l'uno dall'altra nella zona del Prato. Tra l'altro, insomma, ricordiamo, luogo simbolo da un lato, frequentatissimo da famiglie anche con bambini dall'altro. Noi parliamo invece di una vicenda drammatica, quella di un parto avvenuto sulla 13 in ambulanza. Il bambino è nato 3 mesi prima, ma c'è una denuncia della mamma contro l'ospedale di Rovigo. Ha deciso di nascere una fredda mattina di gennaio, all'improvviso, con ben 14 settimane di anticipo, mentre la mamma veniva trasportata d'urgenza in ambulanza dall'ospedale di Rovigo a quello di Padova, il più adatto a seguire le gravidanze pretermine. Ma il piccolo, a causa della corsa in ambulanza, avrebbe riportato numerosi traumi, tanto che i genitori hanno deciso di denunciare i carabinieri di Padova e i medici rodigini, che hanno costretto la mamma al viaggio d'emergenza. Il bimbo era podalico e la mamma, alla 26ª settimana di gestazione, si è subito rivolta all'ospedale di Rovigo quando ha avvertito dei dolori sospetti, ma dopo una lunga attesa i medici hanno deciso il trasferimento a Padova. In sala parto però non ci è mai arrivata. Ha partorito nell'ambulanza lanciata a tutta velocità lungo la A13 all'altezza di Monselice. Il piccolo, che pesa appena 1,2 kg, secondo quanto riporta il Gazzettino, è grave, ricoverato in terapia intensiva neonatale con entrambe le braccia fratturate, una menomazione funzionale alla mano destra, numerosi ematomi, di cui 2 al collo, 4 al cervello e 1 al cervelletto. La mamma, disperata, ha deciso così di sporgere denuncia contro i medici dell'ospedale di Rovigo, che l'hanno fatta attendere nonostante lei avesse subito detto di avere una gravidanza a rischio e di perdere molto sangue. Il bimbo, quando è nato, era cianotico. Il medico dell'ambulanza lo ha rianimato e affidato ai medici della pediatria di Padova. Ora lo stanno curando con amore e competenza, dice la mamma al Gazzettino, chiedendo giustizia. C'è un altro momento della memoria, è quello degli alpini che sono arrivati fino a Nikolaevka, sperduto villaggio un tempo in Russia, di cui poi si è perso anche il nome. Il nome però resta nel cuore di ogni alpino, di ogni italiano, perché proprio fu un momento di grande coraggio pur di tornare a casa. Nikolaevka, eccoli arrivati gli alpini di Bassano nel luogo dell'assalto disperato delle Penne Nere per rompere l'accerchiamento e cercare di tornare a baita quando ormai tutte le speranze stavano per svanire. La forza della disperazione dell'ultimo assalto in quel gennaio del 1943, pur di non restare intrappolati nella sacca. Nel 2020 il viaggio dell'Ana bassanese ha un sapore diverso rispetto a quel viaggio praticamente solitario fatto dall'ex sergente Mario Rigoni Stern, il ritorno sul Don. Un viaggio per cercare anche Nikolaevka, non semplice perché del luogo si era perso anche il nome.
ma il sergente della neve, come pure gli alpini del 2020, alla fine riconobbero quel terrapieno della ferrovia che significava morte se non superato, o vita qualora lo si fosse conquistato nell'ultima battaglia, con "L'avanti, alpini, di là c'è l'Italia", urlato dal generale Reverberi. Dopo la pausa, alcune reazioni in Veneto sulle elezioni in Emilia. Elezioni regionali in Emilia, lì la Lega non ha sfondato, qui la situazione in Veneto è contraria, è la Lega che detiene saldamente il potere e si sta cercando per le opposizioni qualcosa che possa in qualche modo rallentare o scardinare appunto il successo della Lega in Veneto. Ecco alcune reazioni. L'esito delle urne in Emilia-Romagna, divenuta il vero terreno di confronto di questa tornata elettorale per le regionali, pone alcuni punti fissi, secondo il presidente del Veneto Luca Zaia, che riconosce la vittoria del collega Stefano Bonaccini, sottolinea la debacle dei 5 Stelle e aggiunge che questo governo, con questi numeri, non se ne va a casa. La leadership di Matteo Salvini non si discute, continua Zaia, perché la Lega esce da questa consultazione tutt'altro che sconfitta, essendosi assestata al 32%. È un ottimo risultato dal punto di vista politico, questo è innegabile. Dall'altro poi ovviamente la partita l'abbiamo persa, però è pur vero che il risultato politico c'è stato, ma non è per trovare una positività, perché è un dato di fatto e ce l'hanno riconosciuto tutti. Governo che ora Zaia aspetta la prova autonomia, forte di un'altra convinzione. Immagino anche sull'autonomia che Bonaccini su questa partita adesso accelererà ancora di più, anche perché riguarda principalmente 3 regioni, ma altre 16 regioni poi altre 15 regioni poi si sono aggregate a noi. Anche per la presidente di Veneto Vivo Simonetta Rubinato la vittoria di Bonaccini rilancia l'istanza autonomista, ma in Emilia-Romagna il Partito Democratico è ritornato primo con quasi il 35% e il gruppo regionale del PD suona la carica in vista dell'appuntamento con il voto in Veneto. Questo entusiasmo deve trasformarsi in benzina, secondo i Dem. Il segretario Alessandro Bisato traduce queste parole in un percorso da compiere. Io continuo a ripetere da tempo e lo rivendico anche in queste ore che assolutamente noi dobbiamo cercare di tenere assieme tutto il fronte democratico rappresentato dai partiti del centro-sinistra e da tutti i movimenti civici che stanno costellando le amministrazioni locali del Veneto. Il lavoro del centro-sinistra allargato prosegue. Venerdì prossimo a fare sintesi sarà il direttivo regionale, ma è possibile vincere in Veneto? Non so se sia possibile, è possibile contendere e soprattutto dare un'idea di Veneto alternativo. Eclatante il crollo dei 5 Stelle, tanto in Emilia quanto in Calabria. Di contro c'è chi gioisce dei progressi invece compiuti anche in questa tornata è Fratelli d'Italia, in Emilia all'8,59%, quasi all'11% in Calabria, secondo partito del centrodestra. Il rapporto di forza tra il nostro partito e il partito più forte del centrodestra, cioè la Lega, è cambiato in maniera evidente, mentre prima il rapporto era di circa 1:6, oggi siamo ad un rapporto di 1:3. L'alleanza resta un punto fermo, ma il partito di Giorgia Meloni è legittimato dai numeri a livello locale ad alzare la testa. Il centrodestra, secondo me, deve correre unito, deve essere unito, se vogliamo vincere non possiamo dividerci. È chiaro che però ci vuole un rispetto reciproco. Sarà il veneziano Roberto Cicutto il nuovo presidente della Biennale di Venezia, che subentra quindi a Paolo Barata. L'ha reso noto il ministro per i beni culturali Franceschini, che ha avviato tutte le procedure di nomina. Cicutto dal 2009 ricopre la carica di presidente e amministratore delegato dell'Istituto Luce Cinecittà. Nel 1993, assieme tra gli altri a Nanni Moretti, ha fondato la Sacher Distribuzione. Noi invece parliamo di un momento, diciamo così, che ha colpito gli sportivi di tutto il mondo, la morte di Kobe Bryant, che ha anche però un risvolto fortemente italiano e anche veneto. Ha lasciato un segno indelebile in questo mondo con quello che ha fatto, con le sue gesta che possiamo definire incredibili. Una notizia che fatica ancora a crederci,
soprattutto perché per la persona oltre per lo sport. Volava in cielo sopra tutti e il cielo, proprio lui, l'ha tradito. Ore di orgoglio e di lacrime, di parole che vanno a tentoni per il dramma che si porta via l'idolo di milioni di adolescenti e di ex adolescenti, strappando la vita anche alla figlia tredicenne Gina Maria e altre 7 persone. I punti, i canestri impossibili, la leadership, la mentalità vincente. Leggenda dei Lakers, 20 anni in giallo-viola. Il più italiano dei miti NBA, lui che da ragazzino aveva vissuto nel nostro paese al seguito di Papà Joe per la sua avventura con tante maglie su tutta Reggio Emilia, dove il general manager all'epoca era Mario Ghiacci, attuale presidente dell'Alma Trieste, che conobbe un undicenne particolare. Era un bambino che amava la pallacanestro a livello smisurato, da noi puliva il campo durante le soste, delle cose per dirvi quante, poi appena finiva la partita prendeva il pallone e andava a fare dei tiri sotto canestro. Riccardo Pittis ha affidato a Facebook forse l'epitaffio più bello. Cara morte, pensavi che fosse finita la partita e di aver vinto, ma a Kobe non è mai piaciuto perdere e per l'ennesima volta ha vinto. Perché ti sei portata via il suo corpo, ma Kobe resterà immortale. Piange la Treviso cestistica che intravide Kobe al Palaverde assieme a Papà Joe. La stessa Treviso che pochi mesi fa ha dedicato all'NBA una mostra nella quale Kobe aveva un posto particolare. Uno dei più grandi atleti globali dei nostri tempi, forse secondo solo a Michael Jordan, e quindi questo lascia un grande buco nello Star System mondiale. E per omaggiarlo, lo sport e il basket anche da qui possono fare qualcosa. Prima di tutto far capire ai ragazzi la sua lezione. Bisogna insegnare quello che lui faceva, insomma, oltre ai grandi numeri bisogna vedere quello che c'era dietro, il gran lavoro che lui aveva fatto su di sé, per giocare sempre meglio. E poi salutarlo come si deve a un mito. Credo che un bellissimo e lungo applauso per un giocatore che non ha mai giocato in Italia ma che è nato in Italia e che è cresciuto nel nostro paese, credo non possa che meritarlo. Dove si festeggiano i propri 90 anni? Dietro il banco del Casolino. Eccolo Paolo Carinato, sempre attivo nonostante la sua età, 90 anni appena compiuti. Dietro il bancone, come ormai fa da 76 anni. La sua ricetta? Sorriso, gentilezza e la passione per questo lavoro. Sì, bisogna che mi alzi perché arrivo 3 volte a settimana, il martedì, il giovedì e il sabato, arrivo ai salumi e i freschi, tutti i freschi, insomma, stracchini, casatecche, robe là. E ora bisogna che sia su per tirarli dentro. Un alimentare storico nella piazza di Biadene, portato avanti di generazione in generazione, un punto di riferimento anche per i clienti. Bisogna tornare ai vecchi valori di una volta, nel senso il rapporto umano, la qualità anche, perché penso che nei negozi quelli piccolini si abbia anche una certa cura poi di quello che è la qualità del prodotto, quindi sì. La velocità anche tante volte, una toccata e fuga. Paolo ha festeggiato il compleanno offrendo frittelle ai clienti. Di storie da raccontare ne ha davvero tante, da quando ha iniziato l'attività con il papà, poi con il fratello ed ora con il figlio Luca. Mi ha insegnato soprattutto la dedizione al lavoro e la forza di lavorare, ecco quella, la passione per il lavoro, quella soprattutto. Si alza presto, poi inizia la sua giornata lavorativa affettando salumi e servendo frutta e verdura. Sì, lo fai volentieri, non è che mi dispiace di essere qua, insomma. Arriva prima di tutti, va via per ultimo, ci confida il figlio. No, non è difficile, no. Quando sono stufo sta in piedi mi sento solo. Sì, insomma, no. Non posso lamentarmi, no. Sorride, scherza, racconta qualche barzelletta e parla del suo compleanno trascorso fra baci ed abbracci, ovviamente, delle clienti. Tanti. Ho voluto farmi la barba mattina che non mi sento con la barba lunga. Quindi oltre agli auguri anche tutti i baci hai preso? Brava. Tutte le signore che venivano a darmi il bacio. Grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata.